Conciliazione ritrovata tra preside, aspramente contestata i giorni scorsi, e studenti in sciopero per le modalità con cui avrebbe fatto notare a delle studentesse il loro abbigliamento poco consono per andare a scuola. Dopo la bufera che ha catapultato in piazza centinaia di studenti del Fogazzaro, oggi il confronto. Se ne esce con un comunicato congiunto firmato Maria Rosa Puleo e i rappresentanti degli studenti. Al Liceo Fogazzaro abbiamo riaperto il dialogo. Ci siamo incontrati e chiariti perché il nostro unico interesse è la riflessione condivisa e non la sterile contrapposizione. E per proseguire la costruzione di una comunità scolastica aperta e rispettosa dei comuni interessi formativi. Siamo intenzionati ad approfondire i reciproci codici per ottenere fruttuosi risultati anche su tematiche complesse, riguardanti i comportamenti e le regole a scuola, sulle quali abbiamo convenuto la più ampia collaborazione. Un passo indietro da parte della dirigente, che chiede scusa e punta sulle differenze di codici, in questo caso linguistici, utilizzati e il conseguente fraintendimento oggi chiarito. Io mi sono resa conto che non ci capiamo, non ci capivamo, cioè c'è stato un blackout, perché io sono vecchia e loro sono giovani. E quindi quando l'adulto capisce è il primo che deve parlare. Si valuterà se e come stilare un codice di abbigliamento non basato su centimetri di pelle scoperta o meno, ma sul confronto. Questo tipo di regolamentazione, che potrà assumere forme e modi diversi, verrà deciso sempre in maniera collettiva. Il caso è chiuso, sintetizza la dirigente dell'ufficio scolastico regionale, che aveva avviato un'indagine per fare chiarezza sull'accaduto. Martedì inoltre è stato convocato il Consiglio d'istituto proprio per inserire nel regolamento d'istituto una regolamentazione condivisa sull'abbigliamento degli studenti e delle studentesse.